venerdì pomeriggio, no? È fatto per non lavorare. Rispondi alla domanda, bastardo. Sì, dov'è? No, lei mi deve rispondere cosa è venuta. Perché la gente, la sensibilità non è in vendita dei negozi, no? Però non è che perché uno ha cominciato a collaborare con te nella vita lavorativa, sei presente alle 7 e rispondi dove eri ieri alle 7 e mezza, io ti faccio, se non mi dai un buon alibi, io parlo con i tuoi titolari e ti pianto un casino. Bisogna cominciare con il rigatto perché non va più via. Sono le 9:21:30 perché il tuo amico che collabora, che porta la bella potenza, dove eri alle 9:30, io ti sputtano con tua moglie e con i tuoi datori di lavoro, trova un alibi credibile perché io non gli ho scritto che stavi, pensa, ti rispondi, ma non va più via, venerdì poi io ti porto una bella operazione, dobbiamo continuare a parlare ancora un attimo perché sai sono soldi, e poi sondi, vai a fondo e si viene a scoprire, ma perché questo non ce l'ha una famiglia? È partita la moglie sto weekend, questo non c'è cazzo da fare. Dove eri io a tua moglie? Gli ho scritto che non eri con me ieri, capito? Ieri ai datori di lavoro gli dico che mi stai facendo la corte per andare via da loro, dove eri? Dammi un alibi incredibile, non è possibile, sono le 9:30, non capivo, si è partita la moglie. No Stefano, non ti preoccupare Stefano, io ho tempo. Salvatore Vallarello, uno di noi, uno presente in fanpage, questa è la riconoscenza del fan che dice sai che c'è? Io sono Gaspapa, io non sono uno che, ragazzi che dagli vadano qui, ma tuo presidente perché sta a fare una bella operazione alle 7, alle 9:30, che dici te ne vai? Dov'eri quel giorno a quell'ora perché io ti pianto un catino? Il problema è che praticamente adesso il discorso era che fatte le 9:30, fatto il peroncino, fatto il secondo peroncino, te ne vai coglioni, mi snazzica l'intestino. lo devo portare anche, mi sta battendo la cena perché poi io ti porto l'operazione buona. Attenzione, io non ho la manina finta attaccata alla tasca. Sì, ma infatti non c'è proprio soldi in tasca, che è diverso. E viva la vita, sei una brutta persona. Viva la vita! Dio ai tuoi titolari che mi stavi a proporre di venire a lavorare con me. Sta scherzando ragazzi, è tutto a posto. Viva la vita.